Il futuro in una bolla, le chiamano bubble, nidi di forma sferica, fisici ma anche solo ideali, in cui sentirsi protetti dal virus come fossimo sotto una campana di vetro, per viaggiare, dormire ed anche camminare in sicurezza. Anna Paola Ricci. Vivere nella propria bolla. Ieri un simbolo di alienazione o di particolare bizzarria. Oggi un'ipotesi di futuro già iniziato. Passeggiate particolari in Spagna o per le strade di New York. Non fosse per quei due infermieri in tenuta da Covid. Il virus ha scompaginato anche l'idea della bolla, che a Berlino diventa una zona di decompressione per medici in prima linea e nel quotidiano comunque è salvezza, protezione, bubble, ossia bolla, e anche nido. Isola protetta, sfera di salvezza in cui restare con i propri cari è l'idea visionaria di questo campeggio. O di questo imbuto in plexiglass ideato per una convivialità più spensierata. Il senso di compatta protezione dato dalla forma sferica, la simmetria ipnotica della boule, come sanno da anni i progettisti di questi alberghi sparsi negli angoli più spettacolari del pianeta, e i futurologi che per combattere il sovrappopolamento della Terra già parlavano di Bubble City.